Va ora in onda il programma settimanale La Carnia. La Carnia raccontata paese per paese, un ciclo di trasmissioni di Radio Stereo Carnia a cura di Luciano Romano e Iole De Crimis. La regia è di Cesare Gobbo. Hanno collaborato tutti i comuni della Carnia. Oggi parliamo di Ravascletto. Ravasclet. Ravasclet, a visitati a Valla Pena, a veni finca su. Si squenditi che la perla da Tiernia tu ses tu, ai foresti tu fas l'acord con successo, perché veni acchiatati sempre più di spesso. Tu sameas una di che scioras, chiamadas di brillanz e di anei, spesse e volentieri a Ravasclet, a chiacchiare in ok. Quanto ci si è scarit, tutta verità di rasada, tutta scrive sotto i pes, non si mostra il bosna cima, e il paese le duttue, quanto chianta il cucù. Chianta, 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 oh cucù, chianta, 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 lui verrà. Chianta, 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 oh cucù, chianta, 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 lui. Parla lontan e passan via fame cor alla un scivilon sogliata sul balcon e gli hai vierta una spresea lui allava via paltroi e al chiantava il cucù. Chianta, 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 oh cucù. Chianta, 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 lui verrà. Un cordiale saluto da Iole e Luciano Romano. Disteso attraverso una fra le più belle e più ridenti insellature longitudinali delle nostre Alpi, il suo territorio si spinge fino al monte Zoncolan, oltrepassando di ben poco il filone della vallata del Passo, e presenta da una parte verso il sole
un meraviglioso abitato, dall'altra, a nord, una serie di boschi altrettanto meravigliosi con abeti larici, dritti che paiono ceri di una cattedrale naturale. Questa era Vascletto. Quanti siamo? Dove siamo? Come siamo? Che cosa facciamo? Eccovi la scheda del nostro comune. La superficie del comune di Ravascletto è di 26,32 km² ed è situato a 950 metri sul livello del mare. Questi i suoi confini amministrativi: Cercivento, Sutrio, Ovaro, Comeglians, Rigolato, Paluzza. La sede del municipio è in viale Edelweiss numero 7. Le sue frazioni sono Solars e Zovello. Il numero degli abitanti attuali è di 897 unità, di cui 444 maschi e 457 femmine. Il numero degli abitanti per fasce di età è da 0 a 15 anni 150, da 15 a 30 235, da 30 a 60 anni 252, da 60 anni ed oltre 260. Pertanto l'età media del comune è di 45 anni. D'inverno il paesaggio è a dir poco suggestivo, d'estate è altrettanto affascinante. Le abitazioni sono tutte rivolte al sole, mentre sul versante generalmente ombroso sono stati installati gli impianti di risalita, dai campetti per gli sciatori principianti alle più difficoltose piste che si dipartono dal culmine della seggiovia che porta al rifugio Stella Alpina. Il paese tutto è attrezzato per offrire al turista la migliore ospitalità. È il momento dell'intervista. Intervista al sindaco. Per questa nostra trasmissione su Ravascletto siamo ospiti del Bar Sport. Flavio De Stalis, 31 anni, impiegato statale, è sindaco da non molto tempo, mi pare, della comunità di Ravascletto. Questa comunità che, a sentire le precedenti interviste, sicuramente si dimostra molto attiva. Credo che sia un motivo di soddisfazione per il direttore di un'amministrazione, ecco, il primo responsabile, il primo cittadino di un'amministrazione di un comune del genere, sia motivo di soddisfazione questa vivacità delle varie iniziative. Secondo lei è fatto tutto bene o occorrerebbe ancora qualcosa nel settore di questo tipo di attività? O è troppo sovradimensionato?
O è fatto troppo e non troppo bene, è fatto poco, ma bene? Ma affermare che è fatto troppo bene o benissimo mi pare sia un po' ambizioso, ma io penso che tutte le attività che si svolgono a Ravascletto, sia a carattere sportivo sia a carattere culturale, siano fatte a dimensione d'uomo, siano fatte perché volute dai cittadini di Ravascletto. Quindi quando una cosa nasce dalla volontà del singolo e della comunità, senz'altro le cose nascono bene. Qui abbiamo parlato solo di attività sportive, abbiamo appena accennato delle attività culturali, ma penso che valga la pena accennare la ricorrenza che abbiamo festeggiato quest'anno, che abbiamo commemorato quest'anno, che merita senz'altro un cenno. Si tratta del 7° centenario del toponimo di Ravascletto. È stato un pretesto il motivo del ritrovamento di un documento conservato alla biblioteca di Udine che è datato del settembre 1281. Dico, è stato un pretesto per riscoprire vecchi valori delle nostre comunità carniche, che sono valori senz'altro che vanno riportati in auge, perché forse il problema della società d'oggi è questo decadimento di valore. Ecco, questa celebrazione ha incontrato il favore della popolazione, dei cittadini di Ravascletto, solo dei cittadini di Ravascletto oppure anche all'esterno? Ma io penso che la cosa ha senz'altro trovato il parere positivo dei cittadini di Ravascletto, in quanto siamo riusciti a coinvolgere quasi la maggioranza dei cittadini, quasi oserei dire l'intera popolazione, chi attivamente, chi solo partecipando alle manifestazioni, senz'altro l'intera popolazione. E da quello che si è potuto constatare parlando con i vari ospiti di Ravascletto, è stata molto apprezzata anche dai turisti. Dai turisti. Sì. Ecco, adesso passiamo un momento ai problemi amministrativi veri e propri. Quali sono i grossi problemi che il comune di Ravascletto si trova di fronte da dover risolvere, da poter risolvere, da sperare di risolvere? Senz'altro, se essere a capo di un'amministrazione come Ravascletto dà degli onori, comporta anche molti oneri, no? In quanto siamo un paese in fase di sviluppo. Lo sviluppo, insomma, possiamo dire che è iniziato da 10 anni, però sa benissimo che praticamente il primo periodo sono così senza quasi orientamento. Adesso si tratta di fare un'analisi del passato, di quello che è stato fatto, e di programmare in modo possibilmente corretto il futuro, in quanto i problemi di uno sviluppo urbanistico come Ravascletto senz'altro sono molto grandi, perché richiedono un ridimensionamento dei vari servizi, sono dei costi notevoli. Abbiamo specialmente in questo periodo qui una restrizione dei crediti notevolissima che crea senz'altro problemi alle pubbliche amministrazioni, che tra l'altro dal turismo, seppurché vi gravita una certa economia senz'altro trainante, però per le pubbliche amministrazioni oserei dire che è solo quasi un onere. Quindi questi problemi senz'altro sono di una certa rilevanza. Ecco, allora scendendo al concreto, cosa necessita ad esempio Ravascletto come fatti più urgenti? Cosa sono le fognature, non so, una diversa strutturazione urbanistica, il piano regolatore, il programma di fabbricazione, l'acquedotto, le strade, le comunicazioni, i trasporti? Ecco, quali sono i problemi più immediati e più urgenti? Appunto, noi questi problemi qui sono stati affrontati già dalla precedente amministrazione. L'attuale amministrazione li prosegue e li porta avanti cercando di portarli a completamento. Logicamente, completato i programmi attuali, sarà già tempo di iniziare a rivedere quelli iniziati in precedenza.
Comunque quello che necessita maggiormente Ravascletto, e qui dobbiamo fare un'autocritica, è la mancanza di servizi per i turisti, no? Abbiamo sì gli impianti di risalita per i turisti invernali, però per il turista che risiede a Ravascletto non è sufficiente in quanto abbiamo delle ore non utilizzabili per lo sport della neve, e quindi bisognerebbe pensare ad altre attività secondarie. Però ci troviamo il problema che con l'attuale capienza del posilletto, queste altre attività secondarie non sono in grado ancora di poter essere autosufficienti, di poter vivere, insomma, in quanto è impensabile la realizzazione di una piscina, è impensabile alla realizzazione di un campo da tennis coperto, in quanto il suo utilizzo sarebbe molto limitato nel tempo, e quindi non coprirebbe assolutamente le spese di gestione e di impianto anche. Quindi appunto siamo, direi, ad un momento di riflessione, no? Cioè abbiamo il coraggio di dare una svolta decisiva, cioè affrontiamo i problemi come vanno affrontati, cercando veramente di programmare questi impianti che mancano, oppure vivacchiamo su un turismo, insomma, che non è l'ideale ancora. L'amministrazione che lei dirige ha individuato, deve consentirmi questa insistenza, ha individuato qual è il problema più importante. Ecco, ad esempio, io so dell'assenza a Ravascletto di un ambiente coperto, chiamiamolo come vogliamo, per le manifestazioni. Ecco, questo problema è stato individuato come importante dall'amministrazione ed è stato affrontato, oppure viene ritenuto ancora un problema non attuale, essendoci altri problemi più importanti da affrontare? Ma non so che tipo di manifestazione intenda lei. Ad esempio, sempre sul campo turistico adesso si punta ad invogliare oppure a programmare un turismo per le basse stagioni, che è il turismo dei convegni. Quindi senz'altro il convegno richiede una struttura adeguata per le varie conferenze, per i vari ritrovi. Noi pensiamo con la realizzazione del polo funzionale di risolvere questo problema, in quanto all'interno del polo funzionale, che dovrebbe sorgere a fianco della funivia, è prevista una sala riunione, una sala convegni con un minimo di 200 posti letto, con tutte le attrezzature richieste per una sala del genere. Quindi anche questa carenza nel giro, direi, di 3 anni dovrebbe essere sanata. Benissimo. E la collaborazione, ecco, trova l'amministrazione, perché qui trattandosi di un comune specificatamente turistico, è necessaria la collaborazione tra l'amministrazione comunale e gli organismi turistici, mi pare, dell'azienda di soggiorno. Ecco, e questa collaborazione tra gli enti turistici e l'amministrazione comunale per risolvere in buona armonia, nei limiti del possibile, i problemi che sono essenzialmente turistici e amministrativi. Sì, effettivamente quando ci sorgono dei problemi che possono interessare e l'amministrazione comunale e l'azienda di soggiorno, e al limite le scuole di sci o gli altri enti e operatori turistici, senz'altro c'è una massima disponibilità a trattare il problema e trovarne sempre la soluzione, in modo di migliorare e di avanzare sempre nella nostra attività turistica. Ecco, però diciamo che qui, oltre alla realtà turistica di Ravascletto come paese, come vecchio centro di turismo, c'è anche il problema dello zoncolan, che vi avviluppa in maniera, diciamo, estremamente ferrea, estremamente complessiva, e che crea dei problemi, credo, a Ravascletto come alle altre zone. Sotto quale prospettiva vedete il problema dello sviluppo dello zoncolan e del suo sfruttamento per Ravascletto e per le altre zone? Ma io penso che parlando di Ravascletto e dello zoncolan non si pensi mai di parlare un qualcosa di nostro, ma di un qualcosa che serva per l'intera vallata del But e direi anche della Val Degano, un po' in forma inferiore, però anche della Val Degano. Quindi io penso che senz'altro il polo turistico dello zoncolan è
il traino di un'economia e oserei dire l'unica economia che lascia prevedere degli spiragli per la Carnia, in quanto... Va bene, turismo per la Carnia, elemento trainante dell'economia. Però sembra che in questi ultimi tempi anche il turismo segni dei momenti di flessione. Non certamente per il turismo come settore a sé stante, quanto inserito nella più grande economia e quindi inserito nella crisi economica generale. In quale misura questa prospettiva di elemento di traino del turismo si può sperare che continui ad essere anche nel futuro di fronte a questi segni di cedimento che si verificano un po' dappertutto? Ma dalle statistiche quest'anno il turismo montano, anziché segnare un ribasso, ha segnato un aumento, mi pare, del 7% delle presenze, quindi dobbiamo avere ancora della fiducia nel turismo montano. Io sono, nonostante la crisi economica non solo regionale, nazionale, ma a livello internazionale, sono ancora fiducioso nel turismo, perché io sostengo che il turismo è sempre stato fatto e sempre si farà. Cambieranno i modi di fare turismo, comunque il turismo esisterà sempre, quindi si tratterà di adeguarsi ai nuovi sistemi di turismo e questo qui sarà l'unica forma per appunto superare questa crisi evidentissima. Abbiamo la fortuna qui a Ravascletto, credo almeno finora che sia l'unico caso in tutte le interviste e le trasmissioni che abbiamo predisposto. Abbiamo la fortuna di avere ai nostri microfoni alcuni cantori, alcune cantanti che eseguono dei pezzi assolutamente inediti. Difatti sono pezzi che vengono ascoltati da tutti per la prima volta, di tutti intendiamo quelli fuori di Ravascletto, e vogliamo appunto farvele ascoltare compiutamente. E qui ho Iole accanto a me che vi dirà anche i nomi di questi cantori. Allora canta la Maria di Carli, la Maria di Clement, la Rina di Nato, la Pia e il Furtu. Le musiche, le canzoni, le composizioni invece è della maestra? Si chiama La Bimba, però naturalmente questa non è il nome e cognome, ma il nome e cognome è Egle de Crignis. Infatti a Ravascletto tutte le famiglie hanno un soprannome, questo da almeno un secolo in qua. Ecco, siamo qui in casa di Teresina De Infanti, una simpatica signora di Ravascletto, alla quale vogliamo chiedere la ricetta per il frico, un frico particolare quello di Ravascletto, uno dei piatti più tipici e più gustosi della cucina locale. Chiediamo alla signora Teresina che ci dica anche in friulano come si fa questo frico particolare di Monai. Se me la spoglia, la ciuvola per stare su fina fina, si fa grustive non benon.
dopo si mette le patate, tagliate su fine in chiacchiere, si mette il sale, intanto si prepara il formaggio tagliato su questo cuzzo in chiacchiere, si mette dentro tutto, si miscola bene, finché le disfatte tutte insieme, no? Quando le ben disfatta, se lo fa ben rosolato, la fa di plan plan, col fuoco bassut. E dopo il frico. Alle pronto il frico, ma sì. Io credo che se io arrivare così a queste età così presti come che a me al Mancula, probabilmente è grazie al frico, perché mi sembra che siete bisnone. Sei bisnonna, sì. Ecco, troppe svolte. È una volta sei bisnonna, e sono 12 volte non. 12 volte non, ecco, allora diciamo ai nostri ascoltatori che veramente la ricetta del frico datoci dalla signora Teresina è una ricetta eccezionale per la longevità. È una roba di sostanza. Ecco, Volevo mangiare che mangiare chiaro. Ecco, e la signora Teresina, fra le altre, conosce anche una preghiera particolare, è il Pater Noster in friulano. Ascoltiamolo. Pari nostri, eterno Dio, chi regnai in ciel paron, fai che regni il vostro regno e che regni la pietà, che sia fatta in cielo intera la vostra santa volontà, voi donai nos in par vostri, quotidiano donai a noi, non permetti che nos vigna il demoni tentator, dal peccato, dalle disgrazie, liberai noi, Signore. Ecco, abbiamo ascoltato anche il Pater Noster in friulano, credo che siano ben pochi, per non dire nessuno, che lo conosca. Siamo circondati qui da diversi appassionati soprattutto dello sport alpino, degli sci, delle scalate, delle escursioni. Tra questi interroghiamo un momento Hermes De Crignis, che è direttore della scuola di sci di Ravascletto. Io penso che ci possa dire intanto quale funzione ha questa scuola di sci a Ravascletto, prima di tutto per gli abitanti locali. Dunque, per rispondere all'ultima domanda, no? La funzione per gli abitanti locali, la prima funzione è quella di trovare uno sbocco di lavoro al di fuori delle solite funzioni che si fanno qua a Ravascletto, cioè l'edilizia, gli impieghi normali, insomma, no? Cioè trovare un qualcosa, un lavoro, un sistema di vita un po' più agevole, sfruttare tutto quello che abbiamo a Ravascletto, no? Abbiamo delle piste, abbiamo degli impianti, abbiamo degli alberghi, però non sarebbero niente, penso, se non fossero legati assieme, cioè se non ci fosse una scuola, perché uno non viene a Ravascletto solamente per venire in albergo, solamente per andare a sciare, viene anche per trovare una scuola, per consegnare i suoi bambini in mano a delle persone tecnicamente valide come il maestro di sci, anche per potersi un po' liberare, perché quello che viene a Ravascletto deve poter lasciare al bambino e sciare un po' da solo, no? E proprio su questo discorso abbiamo creato una cosa a parte, anche noi lo chiamiamo kindergarten, una parola tedesca, kinder bambino, è derivata un po' da là, siamo stati a visitare un centri più attrezzati di Kitzbühel, proprio per cercare di lasciare liberi i genitori, per permettere a tutti di sciare in pratica, no? Di sciare senza degli impegni di famiglia, perché i problemi quando uno viene in vacanza, la cosa più difficile è quello di essere libero. La scuola di sci ha 24 soci fissi, poi gravitano in giro nei periodi di punta come Natale, le domeniche, così, dove sono diverse persone, diversi maestri, ancora un 6-7 più o meno. Ecco, questo vorrei conoscere, no? La scuola di sci di Ravascletto, e questo è per far conoscere Ravascletto anche ai nostri radioascoltatori, è una scuola per istruttori di sci oppure è una scuola per principianti oppure già iniziati? Cioè, questa scuola cosa fa? Forma dei maestri di sci oppure forma degli sciatori? Cioè, innanzitutto una scuola di sci forma degli sciatori, no? Poi dipende dal livello più o meno alto di una scuola, creare tutte queste cose, cioè in una scuola bisogna che ci sia il maestro di sci per i bambini, ci sia il maestro di sci per le persone già a un certo livello che intendono diventare maestri di sci. A questo punto abbiamo Luciano De Crignis qua con noi anche,
che è istruttore nazionale, penso è la persona più adatta, la persona anche calcolata a livello nazionale in grado di poter portare una persona a diventare maestro di sci, a praticare questo lavoro, no? Ma oltre a quello abbiamo diverse cose, in questa scuola abbiamo dei fondisti, abbiamo iniziato quest'anno anche un'apertura verso il fondo proprio, no? Abbiamo 2 maestri di sci di Paluzza, perciò abbiamo coinvolto anche i centri come Sutrio, Paluzza, Paularo, che ci gravitano intorno, e già qualcosa sta nascendo. 2 istruttori di sci di Paluzza, 2 di Sutrio, 3 di Sutrio più un altro che dovrebbe uscire fuori in autunno. Paularo, sempre sotto la guida di Luciano, ha avuto quest'anno il primo maestro di sci della sua storia, e perciò ce n'è per tutti i tipi. Ecco, quindi allora possiamo dire questo, vediamo un po' se ho capito bene, che la scuola di sci della quale lei è direttore ha 24, mi diceva, istruttori. Ecco, quindi oltre che avere una funzione locale di carattere economico, ha soprattutto una funzione turistica, perché riesce a offrire ai turisti e ai villeggianti un servizio di istruzione di sci, sia ai grandi che ai piccoli, e ai piccoli in modo particolare perché possano lasciare i genitori liberi di fare le loro escursioni, la loro attività di vacanza. Ecco. Sì, esattamente, cioè non esisterebbe, dal mio punto di vista non esisterebbe un centro turistico senza una scuola. La scuola ha bisogno degli alberghi hanno bisogno della scuola, e il discorso degli impianti è lo stesso, è tutto collegato, una cosa singola non funziona e non tira avanti niente. Benissimo. Tutti e 3 assieme fanno un paese turistico. Benissimo, la ringrazio. Allora passiamo a Luciano De Crignis, che è istruttore nazionale di sci. E quindi ecco, a lui chiedo quali possibilità ci sono di preparare dei maestri di sci. Qui in Carnia, in particolare a Vascletto, che nella Carnia è sicuramente una delle 2 stazioni invernali più importanti. Io direi che le possibilità ci sono, sono 4 anni che faccio questo lavoro, cioè raccolgo i ragazzi delle valli, dei vari paesini tipo Paularo, Sutrio, Ravascletto, come Lianzovaro, sciano tutto l'inverno con me e faccio un lavoro prettamente con loro per prepararli per poi superare le selezioni per il corso di maestro di sci di 3° grado. In 4 anni ho avuto buoni risultati, perché almeno circa 8 ragazzi delle valli qui intorno sono diventati maestri di sci, quindi per me è una grossa soddisfazione e siamo riusciti a realizzare un lavoro concreto. Dunque il curriculum, ecco, l'excursus, ecco, i diversi passi che occorre seguire per diventare maestro di sci, per quindi venire a insegnare nella scuola di sci della quale Hermes De Crignis è direttore, vero? Occorre prima di tutto seguire l'insegnamento che lei dà e successivamente fare una scuola al di fuori di qui, oppure è sempre più possibile? Prima di tutto bisogna avere inizialmente una buona preparazione tecnica da accedere a una selezione che ti garantisce, solo se superi questa, la possibilità di partecipare a un corso che dura 20 giorni, che poi ti qualifica, se lo superi, maestro di sci di 3° grado. Dopo questo, un anno di tirocinio presso una scuola, un altro corso, uno diventa maestro di sci di 2° grado, altri 20 giorni, e ulteriormente, dopo un anno di tirocinio ancora, un altro corso di un mese circa, uno diventa maestro di sci di 1° grado, che è l'apice della qualificazione del maestro di sci. Benissimo, ecco, penso che così siamo riusciti a spiegare anche ai nostri radioascoltatori qual è la trafila che uno che intende diventare maestro di sci e intende quindi inserirsi in un'attività economico-turistica sportiva deve seguire. Io so che Luciano De Crignis, oltre che essere un ottimo sciatore, ne ho sentito parlare così anche di certa spericolatezza ogni tanto, no? Così per il profano vedere uno che si lancia in una discesa quasi verticale, insomma, spericolatezza, però in effetti significa una grossa conoscenza della tecnica per poterla usare. Oltre a questo, Luciano De Crignis è anche un grosso escursionista, ecco, possiamo dire. Mi pare che abbia partecipato abbastanza di recente alla spedizione in Perù, alla Nevada Sorapo, dico bene, o Sarapo, Nevada Sarapo,
Ecco, su questa particolare esperienza, lei ci può raccontare alcune cose che poi in fondo la sua partecipazione a questa spedizione ha fatto conoscere Ravascletto anche fuori di qui. Quindi ci racconti qualcosa su questa spedizione? Ma senz'altro un'esperienza molto bella, positiva, spedizione da cui sono stato invitato da Sergio, mio maestro per quanto riguarda l'insegnamento della montagna, della roccia, della passione da cui ho preso. È stata veramente una bella esperienza, prima di tutto sotto il profilo umano, perché 23 persone sono riuscite veramente a girare bene come un orologio, non ci sono stati screzi, tutti abbiamo lavorato per il fine comune della vetta di 6.143 metri. Per quanto riguarda il discorso tecnico, una montagna difficile, impegnativa e a parte questo molto pericolosa, questo è quello che mi ha colpito maggiormente. Ecco, su questa pericolosità, qualcuno considera le escursioni particolarmente impegnative, o le scalate, le considera così delle sfide alla sorte, alla buona sorte, no? Invece so che gli appassionati, quelli che invece la praticano, non sono assolutamente d'accordo. Cioè, alla base per poter partecipare a queste spedizioni, a queste escursioni, a queste scalate, è una grossa preparazione tecnica e morale. Lei cosa ne pensa? Chiaramente pensa come ho detto la seconda parte della mia domanda, ma vorrei che dicesse ai nostri radioascoltatori che non si tratta di atteggiamenti avventati, ma si tratta invece del risultato di una grossa preparazione. Per ciò che riguarda questo, io per arrivare a fare queste cose sono 10 anni che mi alleno per tutto l'arco dell'anno. Oggi stesso ho fatto più di 1000 metri di dislivello come allenamento, quindi questo credo che basti per far capire a tutti i radioascoltatori che niente viene dal niente, più uno fa e più riesce ad ottenere. Io ho sentito un momento fa, credo sia vero, che lei ha partecipato anche a una spedizione sul McKinley e mi pare che sia stato l'unico a fare una discesa con gli sci ai piedi da questa vetta che non è poi molto, molto facile, vero? Ecco, ha qualcosa da raccontarci anche su questa esperienza? Senz'altro, una grandissima soddisfazione raggiungere la cima, la prima discesa italiana, il primo uomo che ne poteva scendere da essa con gli sci, e quindi la fatica di 17 giorni nel salirla è stata ripagata da tutto questo. Io ho calzato gli sci per scenderne dalla vetta, non sentivo più la fatica, talmente era la soddisfazione. Per quanto riguarda le difficoltà tecniche, ho trovato pendenze che si avvicinavano ai 50 gradi, sotto i 5.000 metri, e la lunghezza dal campo base in vetta che ho percorso è stata di 50 km, con un freddo verso la vetta di 40 gradi sotto zero. E quanto tempo ha impiegato per la discesa con gli sci ai piedi? Se non mi fossi fermato, credo che in 8-9 ore sarei stato al campo base. Contro 17 giorni di salita? Contro 17 giorni di salita. La ringrazio. Queste le scuole a Ravascletto, scuola materna ed elementare. Alla scuola materna ci sono 33 bambini frequentanti, alle elementari 50. Poi a fuori Ravascletto alle medie ci vanno 30 ragazzi, alle superiori 25 e 5 universitari. Queste le attività produttive di una certa importanza. Nell'artigianato 6 aziende, nell'industria un'azienda,
Nel commercio una ventina circa fra negozi e alberghi. Poi naturalmente c'è l'azienda di soggiorno che ha 25 operai stagionali. Il servizio medico è svolto dalla dottoressa Alda Antona. Abbiamo la farmacia, la posta e il servizio veterinario consorziato. La parrocchia è retta da Don Guido Mizza. I vigili urbani sono due, Umberto De Crignis e Luigi Brovadan. I trasporti sono assicurati dallo scuolabus per le scuole e per i collegamenti esterni le autolinee Tavoschi e Sgea. Queste le associazioni esistenti: Donatori di Sangue, presidente Cesare Gobbo; il CAI, presidente Sergio De Infanti. Per quanto riguarda le società sportive, c'è la società sportiva Ravascletto, presidente Ezio Buzzi; l'associazione calcio Ravascletto, presidente Fausto Brabez. Per l'ANA, presidente Saul De Crignis. Per i pescatori ci sono due associazioni. Una è presidente Pierino De Crignis e nell'altra Himmler Casanova. Gli impianti sportivi esistenti a Ravascletto sono questi: il campo di calcio, il tennis, il minigolf e impianti di risalita. Da Ravascletto sono possibili diverse escursioni, ne ricordiamo una in particolare. Una strada apparentemente difficoltosa ma ricchissima di spunti paesaggistici insuperabili per bellezza e grandiosità, può essere imboccata a destra prima di entrare nel paese, e questa strada viene chiamata panoramica delle Vette. I tornanti sono frequenti e sovente ci sono strettoie che invitano alla massima attenzione e prudenza. Il guidatore dovrà forse fare la massima attenzione, prestare la massima attenzione alle difficoltà del percorso, ma i passeggeri avranno la possibilità di ammirare squarci di verde, di cielo, di montagne, davvero unici rispetto a tutta la Carnia. E con questa strada si ritorna ancora a Ravascletto. State ascoltando sono eseguite da Marchetto con il Pentagono.